Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua. TG Plus News edizione di Venezia, buonasera. In apertura del nostro notiziario il calcio, la Serie D, Girone C, in particolar modo il derby veneto Treviso-Mestre. È giunta poco fa in redazione questa notizia. Dopo il vertice in prefettura conclusosi, come detto poco fa, è stato deciso che sarà tolto il limite dei 100 biglietti riguardante il settore ospiti Curva Nord. Questo significa che fin da questo momento la vendita è libera e i biglietti per il settore ospiti potranno essere acquistati presso la sede di via Baracca numero 19 allo stadio Baracca al primo piano, domani giovedì 12 e venerdì 13 dalle ore 17.30 alle ore 19.30. La società aranciονera ricorda che domenica i botteghini dello stadio Tenni di Treviso rimarranno chiusi. Cambiamo argomento. A 6 mesi dall'installazione nella terraferma veneziana di telecamere volte a contrastare l'abbandono di rifiuti, la polizia locale di Venezia ha sanzionato 24 persone fisiche e 2 persone giuridiche per un importo pari a 17.380 euro. Gli abbandoni hanno riguardato in particolare mobilia di vario genere, dai divani ai frigoriferi, alle camere da letto, rifiuti urbani abbandonati anziché essere introdotti correttamente nell'apposita campana dedicata, forni, frigoriferi, PC e monitor, nonché materiale edile proveniente da ristrutturazioni edilizie effettuate dai soggetti vari. Gli abbandoni sono stati posti in essere sia da cittadini italiani sia da stranieri. Ancora cronaca, nei giorni scorsi la Polizia Locale di Venezia ha passato al setaccio le attività ambulanti presenti in Strada Nova, con l'obiettivo di verificare la regolare occupazione di spazio pubblico concesso dal Comune. Numerose le irregolarità riscontrate. Il caso più eclatante ha riguardato 2 banchetti siti nei pressi del Ponte delle Guglie, a 2 passi dalla stazione ferroviaria, dove gli agenti, terminati i controlli di rito, hanno posto sotto sequestro cautelare più di 1.000 articoli, tra magneti, cappelli, portachiavi, capi d'abbigliamento e souvenirs di ogni genere. Le sanzioni totali ammontano a 6.000 euro. E un pacchetto di misure straordinarie per contenere l'inquinamento atmosferico. L'amministrazione comunale di Venezia ha definito con un'ordinanza pubblicata oggi, mercoledì 11 ottobre, le prossime giornate del 2023 e del 2024 in cui sarà disposto il blocco totale del traffico nel centro di Mestre, fatta eccezione per i mezzi autorizzati, come deciso al tavolo tecnico zonale metropolitano. Le domeniche individuate frutto di un confronto con le associazioni di categoria sono 15 ottobre, 12 novembre, 3 dicembre 2023 e 21 gennaio, 25 febbraio, 24 marzo e 14 aprile 2024. Tutti i dettagli nel nostro sito notizieplus.it. Si chiude qui il nostro notiziario. Grazie per essere stati con noi. Arrivederci. Falegnameria Paludetto. Da più di 60 anni. Il legno su misura a casa tua.